Allora, eccoci di nuovo in onda e come avviene a volte, appunto, felicemente si incontrano la domanda, diciamo, la richiesta appunto e la responsabilità di chi fa le scelte. Quindi c'è il governatore Zaia al telefono che ha sentito l'intervento del nostro piccolo imprenditore di Bovolenda. Governatore, c'è? Sì, buonasera, Buonasera buonasera a tutti. Allora, ci dica un po' cosa risponde a questa denuncia dell'imprenditore di Bovolenda. Guardi, lei mi deve perdonare, io non ho sentito, mi ha riferito Matteo Salvini. Sì. Io ringrazio per la disponibilità. Posso dire solo questo rispetto all'alluvione. Noi abbiamo avuto un'alluvione nel novembre 2011, è stata un'alluvione, nel novembre 2010. Abbiamo avuto 10.040 pratiche, quindi 10.040 aziende o famiglie che sono state alluvionate. Abbiamo avuto un'elargizione di 371 milioni di euro e ad agosto 2011, quindi dopo 8 mesi, 9 mesi, fate voi il conto, abbiamo chiuso tutta la contabilità, cioè definito ad ogni posizione cosa sarebbe spettato. E da quel punto peraltro io ho ceduto il passo al prefetto Stancari che sta continuando in questo lavoro e abbiamo detto a tutte le amministrazioni comunali di erogare secondo quanto previsto. Cosa è stato previsto? Il 75% a piedi lista per le imprese del danno effettivamente subito e il 75% con un massimo di 60.000 euro per le famiglie. Le devo dire che questi sono i parametri di legge. Qualcuno mi ha detto che si è detto anche che si manda la finanza non si manda da nessuna parte. Abbiamo però fatto una convenzione all'inizio con la Guardia di Finanza affinché comunque ci fosse una collaborazione nel controllo delle tantissime pratiche, 10.040 pratiche non sono poche. Quindi la disponibilità dei fondi è già stata stabilita. Sì, sì, è facoltà dei comuni elargire i fondi a seconda di quante poi ricevute ognuno porterà. Nel fatto specifico, se mi fate avere il nome e cognome dell'impresa, voi siete una trasmissione seria, alla prossima puntata vi chiederò al prefetto Stancari di fare una relazione rispetto a questa impresa. È soddisfatto? Ha sentito il governatore? Prego, guardi, mi deve scusare, ma io sento malissimo. Aspetti, è soddisfatto del... No, Dica. se posso fare una domanda al governatore, prego, velocemente. la farei volentieri. Io vorrei capire, signor governatore, come faremo noi ad avere il 75% che lei sta dicendo, perché a me non risulta che sia così. Siccome io i conti ce li ho in mano e fra qualche mese dovrò anche restituire quelli che lei mi ha prontamente dato, perché dove c'è da riconoscere qualcosa io la riconosco, lei è stato uno dei pochi a averci fatto, almeno quel 30% che abbiamo ricevuto l'abbiamo ricevuto dopo 50 giorni dall'alluvione, per cui credo sia una cosa storica e questo va riconosciuto secondo me a lei. Però il 75% che si va dicendo in giro non è la verità, perché con i preziari, con quello che avete fatto, il 75% lo porterà a casa nessuno, anzi sarà il contrario, restituiranno tutti i soldi e questo quello che succederà. Zaia, rapidamente, governatore? Sì, guardi, rapidamente si va male a rispondere, però dico, precisando che chiariamo la posizione anche del singolo, dico che il 75% è esattamente il calcolo che abbiamo fatto sul denunciato. Il signore ha citato i preziari perché c'è un dibattito sui preziari, perché giustamente l'assemblea che ha coinvolto anche i sindaci ha deciso che ad esempio il preziario stabilito non prevede che noi paghiamo il televisore di casa a 600 euro di base, ma è stato stabilito che i televisori si comprano anche a meno soldi. Per quanto riguarda le imprese, c'è un dibattito molto acceso sulle imprese per un altro motivo. L'Europa e la legge ci dice che noi dobbiamo pagare il valore di mercato del bene rovinato, che so il macchinario. Le imprese ci dicono pagatecelo a nuovo, ad esempio, e quello non funziona così. Se tu fai un incidente in strada con la macchina, l'assicurazione te la paga per quello che valeva, non come se fosse stata nuova. Va bene. Siamo qui ad applicare una legge, però mi fa piacere che l'imprenditore abbia ricordato l'efficienza del Veneto. Presidente, le faremo avere ovviamente il nome di questo imprenditore, le generalità. Le chiedo soltanto una cosa prima di salutarla, Prego. che è questa. C'è chi pensa che lei potrà essere
l'avversario di Roberto Maroni alla segreteria della Lega, come nuovo segretario della Lega. Che cosa risponde? Beh, assolutamente no, prima di tutto perché io non correrò mai per il federale perché mi sono preso un impegno con i veneti. In secondo luogo, se Bossi non si candida, penso che l'uomo che ha le carte in regola sia Maroni. Però siccome sono una persona seria di parola, mi sono preso impegno, ma ve lo prendete anche voi perché rispetto a questa azienda io voglio tornare in trasmissione e dire qual è la situazione. Assolutamente, guardi, già dalla prossima senz'altro perché ce lo prendiamo come impegno. Grazie al Presidente Zaia, grazie. Posso farvi vedere un'altra chicca che avevo annunciato e torniamo un attimo alla questione